troviamo a Passo Vezena. Lo scopo di oggi sarà raggiungere Cima Vezena e Cima Mandriolo attraverso un giro ad anello. Abbiamo appena visitato la chiesetta all'inizio del percorso. A Passo Vezena si trova il cartello con le indicazioni verso Cima Vezena. Bisogna quindi seguire le indicazioni del cartello e proseguire sempre diritti. Al bivio seguente seguiamo le indicazioni verso l'anello di Cima Vezena. Il forte Busaverle si trova a 1504 metri di altitudine tra le Malghe Busaverle e Cima Verle. Fu costruito tra il 1907 e il 1914 a sbarramento delle provenienze dalla Valdassa verso Monterovere e Luserna. Faceva parte del gruppo di fortezze conosciuto come sbarramento esterno della fortezza di Trento, voluto dal capo di Stato Maggiore Franz Conrad von Otzendorf. Possedeva delle cupole corazzate girevoli con moderni obici da 10 cm, a rinculo ammortizzato. Fra il maggio e l'agosto 1915 fu colpito da quasi 9.000 proiettili italiani che lo danneggiarono gravemente. Il comandante Gimpelman lo abbandonò, i pochi uomini rimasti resistettero, continuarono a ripararlo, respinsero i fanti italiani e, nel 1916, con i pezzi rimasti in efficienza, diedero il via alla Straffe Expedition. L'attuale stato di degrado è dovuto in primo luogo al recupero dell'acciaio da parte del governo italiano in previsione della guerra d'Etiopia nel 1936. Prendiamo il sentiero 205 verso Cima Vezena. A questo punto abbandoniamo la strada asfaltata. Volendo potremmo seguire anche quella, però questo sentiero è più diretto. Bellissimo sentiero in mezzo al bosco. Purtroppo il bosco è stato un po' diradato dalla tempesta del Vaia. Gli alberi comunque mantengono riparo dal caldo del sole. Sentiero non ben visibile. Bisogna cercare di fare attenzione e individuare sempre i tratti delimitati da sostegni di legno e gradini. Ponendo un po' di attenzione, comunque non è difficile individuare il sentiero corretto. Lago di Caldonazzo, Lago di Levico. Ricongiunti con la strada forestale, il giro di circa mezz'ora saremo a Cima Vezena. Seguiamo la strada forestale sempre inserita. Siamo ormai vicini alla prima meta, Cima Vezena. Dopo, tramite il sentiero 205, proseguiremo verso
Cima Mandriolo o Mandariolo. Una croce commemorativa dei soldati austro-ungarici sud-tirolesi. Alle ore 3:55 del 24 maggio 1915, Nare tenente Fabbri, comandante del battaglione Alpini Bassano, il forte Verena, con 2 colpi squillanti come metallo, intona il suo inno di guerra. All'indomani dell'entrata in guerra dell'Italia, le cannonate tra i forti nemici avevano coinvolto la zona di Vezena, il settore Lavarone e Folgaria, coinvolgendo sia le fortificazioni austriache che le fanterie italiane. Sempre il tenente Fabbri racconta che alla fine di maggio le truppe alpine di stanza al Marcai ebbero l'ordine di assalire e conquistare il forte Cima Vezena. La 63esima compagnia alpini uscì dalle trincee del Marcai avanzando in silenzio verso Cima Vezena. Il primo reticolato ed il secondo furono aperti e la compagnia di alpini salì verso la cima, favorita da una fitta nebbia che copriva lo Spitz Verle. In uno dei bombardamenti del forte, una granata era penetrata in una torretta, uccidendo una quindicina di soldati della guarnigione. La torretta fu lanciata in aria per poi rotolare sul pendio sottostante. In seguito, i militari dello Spitz chiesero l'intervento dell'artiglieria in grado di fermare il proseguimento dell'assalto al forte. Gruppi di alpini, frammischiati a fanti, si ritirarono, lasciando dietro di sé numerosi caduti e feriti gravi. Stiamo proseguendo ora per il sentiero 205 verso Cima Mandriolo, quindi direzione est. Quello davanti a noi, quello è Cima Mandriolo, la nostra prossima meta. Dopodiché inizierà il giro ad anello per il ritorno. Dopo un tratto in discesa si ritrovano a un certo punto le indicazioni del sentiero 205 verso Bocca di Forno e Cima Mandriolo. Attenzione perché dopo una staccionata bisogna tenere il sentiero meno visibile che passa in mezzo ai prati a sinistra, identificato anche dalla segnaletica del CAI, non la strada sterrata più larga e comoda a destra. Il sentiero attraversa dei bellissimi tratti in mezzo al bosco.
Adesso abbiamo intrapreso la salita che ci condurrà ai 2050 metri scarsi di cima a Mandriolo. Mamma mia, un canalone molto profondo che dà sulla Valsugana. Noi dovremmo salire verso questa direzione. Stiamo affrontando un tratto in salita decisamente impegnativo che parte dopo Bocca di Forno, che è quel punto dove c'era la gola profonda a strapiombo che abbiamo visto prima. Regnano veramente una pace, una tranquillità assolute in questi luoghi. Il tratto di sentiero per raggiungere cima a Mandriolo non è frequentato praticamente da nessuno, non ho incontrato nessuna persona se no nel tratto un po' iniziale dopo cima a Vezena. Senz'altro, quindi, per chi cerca anche pace e tranquillità in montagna come me del resto, questo è veramente un percorso molto consigliato. Teniamo conto che siamo anche nella giornata di domenica. Terminata una salita decisamente lunga e faticosa, abbiamo raggiunto uno spazio aperto fuori dal bosco. Davanti a noi dovremo avere cima a Mandriolo, quindi la nostra destinazione finale. Contrordine, cima a Mandriolo ancora più avanti di quello che pensavo, e questa qua davanti. Decisamente i 15 minuti che avevo visto nell'ultimo cartello e l'ultimo video mi sembrano non realistici, sinceramente. Secondo me dall'ultimo cartello il tempo totale necessario per raggiungere la cima dovrebbe essere di circa mezz'ora, a meno che non siate capaci di correre al posto di camminare. Io decisamente no. Superata cima a Mandriolo, proseguiamo seguendo le frecce e le indicazioni del CAI in direzione di Porta Manazzo. Da lì in poi dovremo poter prendere una strada forestale comoda per tornare a Passo Vezena, il punto di partenza.
bellissimo tratto all'aperto in mezzo ai prati, ai pascoli, prima di ritornare all'interno di una breve zona di bosco, quindi scendere a Porta Manazzo. Si tratta di un ottimo balcone panoramico sulla Valsugana. Altra bella visuale sulla Valdastico. Davanti a noi abbiamo Monte Portule, nascosto purtroppo dalle nubi, dietro Monte Trentin. Attenzione che a un certo punto c'è un piccolo bivio, si deve tenere la direzione di sinistra indicata da alcuni tenui segni rosa sulle rocce, poi più avanti si ritrovano anche i segnali tradizionali del CAI, bianco e rossi. Arrivati a Porta Manazzo, discenderemo per questa strada. La prima strada starata che si vede che prosegue a destra dovrebbe essere la strada del ritorno. Abbiamo trovato in mezzo al bosco, prima di raggiungere questo punto, un bivio non molto simpatico, diciamo, in quanto non segnalato. Bisogna tenere la sinistra, poi si ritrovano sempre le indicazioni del CAI. Se si sbaglia e si prosegue invece diritto, a un certo punto il sentiero si interrompe e si arriva presso una staccionata con dei fili di ferro e diventa impossibile proseguire. Quindi se sbagliate tornate indietro. Fortunatamente il vicolo cieco non è molto distante dal bivio, quindi c'è comunque la possibilità di tornare indietro abbastanza agevolmente per riprendere la via corretta. Abbiamo imboccato la prima strada sterrata che prosegue verso destra, che prima abbiamo visto dall'alto, appena usciti dal bosco. Non ci sono purtroppo indicazioni, per sicurezza ho chiesto consiglio a due passanti. Questa strada comunque è quella corretta, quella che stiamo percorrendo per terminare il giro d'anello che ci riporterà a Passo Vezena. Subito dopo il bivio per Maga Mandriolo si trovano le indicazioni per Forte Busraverle, il forte che abbiamo visto questa mattina, quindi si prende il bivio segnalato da questo cartello. Tenere sempre la direzione diritta. Forte Busraverle praticamente è a 2 passi dal Passo Vezena. Seguiamo sempre la strada forestale, la direzione principale. Ci siamo immessi ora in un tratto asfaltato che scorre sempre in mezzo a un bellissimo bosco.
mucche al pascolo, sempre uno spettacolo in montagna. Ciao! Abbiamo da poco attraversato anche il bivio con la strada forestale che conduce sempre a Cima Vezena. Un percorso più facile rispetto al sentiero 205 che abbiamo preso questa mattina, ma più lungo. Comunque se volete prenderlo non dovete prendere il sentiero 205 come abbiamo fatto questa mattina, dovete proseguire diritto sulla strada asfaltata, quindi a un certo punto si incrocia il bivio di cui ho parlato, in strada forestale che conduce a Pizzo di Ledico o Cima Vezena. Anche se la strada è asfaltata, bellissimi questi ambienti in mezzo a questi boschi di abeti molto alti. Abbiamo appena oltrepassato il bivio col sentiero 205 che abbiamo percorso questa mattina per salire a Cima Vezena. Stiamo quindi percorrendo la strada asfaltata che abbiamo percorso questa mattina. In poco tempo torneremo a Passo Vezena. Siamo tornati a Passo Vezena, davanti all'hotel Vezena. È arrivato quindi il tempo di trarre le conclusioni anche di questa ottima escursione. La lunghezza totale del percorso è di 22 km abbondanti, per un totale di quasi 10 ore di tempo per la percorrenza, quindi decisamente si tratta di un'escursione lunga, impegnativa, con dislivello pari a 600 metri, dislivello netto positivo, però con i vari saliscendi il valore può aumentare tranquillamente almeno anche di altri 200 metri. Bellissimi panorami delle cima Vezena e della cima Mandriolo verso la Valsugana, il lago di Ledico e di Caldonazzo, le cime del lago Rai, le Dolomiti di Brenta, visibilità permettendo. Il sentiero è di livello escursionistico, non ci sono particolari difficoltà tecniche, però bisogna fare attenzione perché ci sono dei tratti ripidi sia in salita che in discesa, quindi serve decisamente una discreta esperienza di percorsi di montagna. Spero che anche questo giro naturalmente vi sia piaciuto. Se sì, mettete un like al video, iscrivetevi se vi fa piacere al mio canale. Vi saluto e come sempre vi rimando alla prossima escursione. Ciao! In questi bellissimi luoghi degli altipiani a confine tra Veneto e Trentino finisce anche questa bellissima escursione. Luoghi che a volte si tende a trascurare, preferendo le più rinomate zone dolomitiche, ma che sono unici per la bellezza degli ambienti, per il verde degli immensi pascoli, per le fitte foreste di abeti e anche per le cime dei monti dalle quote tutt'altro che trascurabili. Luoghi senz'altro ricchi di storia, legata alla Prima Guerra Mondiale, ma non solo, nei quali si possono visitare forti, trincee, gallerie e molto altro, per non perdere mai la memoria di quello che fu il nostro passato. Buona montagna a tutti!